Ora c'è l'ultimo dei nostri relatori, che è stato qua e là più volte invocato da chi ti ha preceduto, e c'è Michele Munafò, che ora risponderà a tutti i vostri dubbi numerici di presente, passato, futuro. Michele è ingegnere per l'ambiente e il territorio, è responsabile dell'area monitoraggio e analisi integrata sull'uso del suolo e è il nome che voi trovate ogni anno sul rapporto che produce ISPRA sul consumo del suolo. Quindi qualsiasi cosa abbiate da domandare su quello, sul consumo di suolo italiano, lui è la persona giusta. Buongiorno a tutti. È difficile sempre parlare dopo Paolo Pileri, quindi insomma tenterò questa impresa ardua, soprattutto perché il mio compito oggi è quello di dare qualche numero, quindi cercherò di non annoiarvi troppo con questo compito ingrato, che è quello che in qualche modo ci viene richiesto di fare istituzionalmente. ISPRA è l'Istituto di Ricerca Superiore per la Protezione della Ricerca Ambientale, Istituto Superiore per la... neanche ho imparato il mio nome, penso un po' come... per la protezione della ricerca ambientale, e fa parte del Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale, quindi di una rete di agenzie delle regioni e delle province autonome che tutti insieme costituiscono questo sistema. Tra i compiti del sistema c'è quello di monitorare, oltre alle varie matrici ambientali, le varie risorse ambientali, il territorio e il consumo di suolo. E quindi la prima domanda che ci siamo fatti, prima quando abbiamo avviato questo monitoraggio, che cos'è il consumo di suolo? Sembrerebbe scontato, da quello che già ci ha detto Paolo Pileri prima, non è così scontato. Il consumo di suolo dovrebbe essere, uso il condizionale, una trasformazione da un suolo che non è artificiale, coperto artificialmente da cemento, asfalto, costruzioni, quello che sia, a un suolo che invece è coperto da cemento, asfalto e altro. Questa è la definizione tecnica scientifica più chiara, più evidente, più intuitiva e semplice da capire. Abbiamo visto che però, ad esempio, nelle norme regionali, adesso non ne cito una in particolare perché penso che la situazione sia diffusa in tutte le regioni che hanno approvato le leggi e nella non legge nazionale, perché non c'è ad oggi una legge, ma nella proposta di legge che era stata approvata soltanto alla Camera nella scorsa legislatura, il consumo di suolo non è questo, ma è altro. Allora noi ci troviamo di fronte a un problema. Come lo monitoriamo questo consumo di suolo? Per fortuna l'Europa ci aiuta in questo caso e ci fa delle richieste di fornire dei dati, e quindi noi ovviamente forniamo i dati secondo questo approccio europeo. Non c'è una legge nazionale, quindi noi ci siamo autodati una definizione che è quella tecnico-scientifica più corretta, cioè un passaggio da una copertura naturale, agricola o seminaturale a una copertura artificiale del suolo. E quindi questo è quello che misuriamo. Misuriamo ad esempio la copertura artificiale dovuta all'aumento delle superfici per infrastrutture. E quindi questo anche grazie al lavoro in particolare di ARPA Veneto abbiamo visto che negli ultimi 2 anni la Pedemontana ha coperto suoli prevalentemente agricoli per 477 ettari, i cantieri della Pedemontana. Questo è un consumo di suolo evidente, importante. Pensate che nell'ultimo anno, adesso do qualche numero in anticipo, in tutta Italia sono stati 5.400 gli ettari di suolo artificializzato. In 2 anni la Pedemontana ne ha fatti 477, quindi è una cosa significativa. Non c'è una legge regionale che dica che questo è consumo di suolo, perché tutte le leggi regionali, che io conosco, poi ne ho lette molte, ma magari me ne è sfuggita qualcuna, Paolo le ha lette molto forse più di me, mi sembra che le conclusioni a cui arrivi nel tuo libro siano le stesse a quelle a cui arriviamo noi. Queste opere non sono conteggiate nel consumo di suolo. E allora sicuramente c'è un problema. Noi però ostinatamente continuiamo a contarle, a conteggiarle e a monitorarle. E quindi iniziamo a confrontare i dati, soprattutto cercando di leggere come cambia il territorio utilizzando
immagini prevalentemente satellitari, ormai per fortuna c'è questa comodità, c'è una fonte informativa enorme, no? Sempre disponibile, facilmente accessibile ormai anche, insomma, a proposito di cellulari, no? Ormai tutti noi abbiamo questo in tasca, accendiamo e vediamo la mappa satellitare di dove siamo, di un qualsiasi posto del mondo, no? E questo ovviamente ci ha aiutato parecchio nel nostro lavoro, ci permette di analizzare le varie trasformazioni, che sono le infrastrutture ma sono anche altro, ad esempio l'edilizia, una buona parte dell'edilizia commerciale che oggi, lo ricordava stesso Paolo prima, in realtà attraverso la ricerca di sempre più grandi spazi per centri commerciali, poli del commercio, con tutte le infrastrutture associate, parcheggi e altro, consuma parecchio suolo. E qui vedete alcuni esempi, questa è una semplice immagine ripresa da Google Earth, quindi qua chiunque di noi può vedere prima e dopo che cosa succede. Oppure ovviamente l'ampliamento delle attività produttive esistenti, uso questo termine non a caso, perché anche in questo caso la quasi totalità delle norme regionali prevede che l'ampliamento di attività produttive esistenti non provoca consumo di suolo, non è da considerarsi consumo di suolo. Quindi questo, c'era un capannone lì, questo sta triplicando la superficie esistente, come si vede da questa immagine, non è da considerare consumo di suolo. Qui vedete un altro esempio, quindi spaziamo un po' in tutta Italia così non ci annoiamo. Qui siamo in Puglia. I servizi, ancora una volta, le attività, le aree destinate a servizi, in gran parte di queste norme non sono da considerare consumo di suolo. E invece ovviamente queste sono attività che consumano molto suolo. C'è una novità molto recente, novità tra virgolette, che è la logistica. La logistica è un qualcosa di cui ci siamo accorti forse un po' più tardi, no? Di quanto avremmo dovuto, perché oggi continuiamo da un lato a costruire nuovi centri commerciali, ma sappiamo benissimo che il futuro non è nei centri commerciali, tant'è che molti stanno perdendo la loro funzione, la loro attrattività, ma è ad esempio nell'e-commerce. No? Oggi compriamo, accendiamo il computer, la sera a casa facciamo click, la mattina dopo alle 10 di mattina arriva il postino e ci porta il pacco a casa. No? Com'è possibile questa magia? È possibile perché c'è questo, cioè vicino alle infrastrutture, in posizioni dove velocemente le merci possono viaggiare, e le infrastrutture sono ovviamente in questo caso sempre quelle su gomma, viene costruito questo, cioè degli enormi depositi di fatto di merci che devono essere quanto più vicine possibile a chi le deve ricevere la mattina dopo. Questo, che è soltanto l'ultimo di questi esempi che abbiamo rilevato lo scorso anno, per dare un'idea della scala, è lungo 1 chilometro, cioè di questo stiamo parlando. Quindi stiamo parlando di superfici enormi che consumano suolo agricolo, prevalentemente agricolo o naturale. E poi c'è l'edilizia residenziale, o quella che Paolo giustamente ricordava, avviene dentro il tessuto urbanizzato. Anche questa non consuma suolo nelle leggi. E la gran parte delle trasformazioni, direi la quasi totalità ormai delle trasformazioni di edilizia residenziale, avviene all'interno di questi tessuti. Altri esempi. Qui sono esempi di espansione ai margini della città, di edilizia. Insomma, esempi come questi ne possiamo trovare moltissimi. Poi ci sono situazioni diverse, particolari. Ad esempio, dopo il terremoto ad Amatrice, il terremoto del centro Italia, si è dovuta trovare una sistemazione ovviamente per tutta una serie di cittadini di popolazione rimasta senza casa. E per fare questo però si è consumato tantissimo suolo, in teoria temporaneamente, sono soluzioni temporanee, però da quello che avete sentito prima di me, il temporaneo purtroppo in questo caso raramente funziona. E poi ci sono interventi legati alle attività agricole, anche questi, in questo caso direi forse la totalità delle norme, di fatto non sono considerati consumo di suolo. Quindi abbiamo sicuramente dei problemi,
Altre situazioni sono ad esempio le attività estrattive, un'altra forma di consumo di suolo diversa, ma sicuramente fa perdere suolo fertile. Cantieri, in questo caso un bacino di laminazione. Ci sono dei casi in cui il suolo effettivamente può essere recuperato, pochi casi. Questo è un esempio in cui un cantiere per la creazione di una cassa di espansione viene in qualche modo recuperato, ripristinato, e poi le funzioni produttive del suolo che in qualche modo erano state alterate sono recuperate. Questo non è sempre possibile, anzi non è quasi mai possibile, perché ovviamente se invece quel suolo è coperto di cemento e asfalto da costruzioni e rimane lì sotto per 40 anni, come giustamente ci facevano notare prima di me, questo recupero è pressoché impossibile. E quindi noi ogni anno proviamo a vedere che cosa succede nel nostro paese. Nell'ultimo anno, i dati vanno tra la metà del 2016 e la metà del 2017, quindi 12 mesi di rilevazione, abbiamo misurato in 5.400 ettari nuovo consumo di suolo e in 200 quelli in qualche modo recuperati. Quindi 5.200 ettari netti consumati in un anno, che vuol dire 2 metri quadrati quasi al secondo. Quindi mentre noi stiamo qui parlando, il suolo ci sparisce intorno. 2 metri quadrati ogni secondo che passa, notte, giorno, no? Estate, inverno, Natale, Capodanno, sempre, questi 2 metri quadrati se ne vanno di suolo fertile. E questo fenomeno, questa trasformazione si concentra, come vedete, nelle zone quelle più segnate dove la densità dei pallini rossi è più alta. E quindi sicuramente nella pianura padano-veneta è molto evidente questo fenomeno. Paolo vi ha già anticipato il primato della regione Veneto negli ultimi anni in termini di nuovo incremento, quindi lì vedete i numeri che mostrano come in questa regione l'incremento sia stato molto più significativo di tutte le altre regioni. Forse anche perché c'era l'attesa di una legge regionale. Quindi un altro effetto perverso, se vogliamo, negativo delle leggi regionali sul contenimento, riduzione, come diceva Paolo, del consumo di suolo, è che la paura che queste leggi arrivino fa sì che tutti si sbrighino a consumare nuovo suolo. E quindi voi sapete meglio di me che la legge regionale del Veneto è stata approvata nel 2017, è stata entrata in vigore nel 2017, e quindi misurando il periodo immediatamente precedente, probabilmente c'è stato un effetto di accelerazione anche dovuto a questo effetto attesa, effetto annuncio. Ovviamente questi sono ettari aggiuntivi che si vanno a depositare su un territorio che è già in gran parte artificializzato. E quindi noi abbiamo che oggi 23.000 km quadrati del nostro territorio sono direttamente coperti di cemento asfalto. Sarebbe il 7,65% del territorio, ma in questo 7,65% non ci deve ingannare perché il territorio italiano è molto particolare, no? E quindi questo 7,65%, questi 23.000 km quadrati, in realtà si concentrano in alcune zone del paese, che sono le zone dove tra l'altro il suolo è più fertile, più produttivo, dove la qualità del suolo è migliore, che sono le pianure, i fondivalle. Sono anche zone importantissime, sono ad esempio la fascia costiera, no? Quindi se voi andate sulla fascia adriatica, di fatto quasi senza soluzione di continuità, c'è un continuum di costruzioni, infrastrutture e altro. E nonostante questo territorio nazionale così comunque particolare, no? L'Italia per un terzo è fatto di montagne, ha una buona parte di suolo, di territorio in zone a pericolosità idraulica, in zone a pericolosità da frana, in zone a pericolosità sismica, a pericolosità vulcanica, quindi un territorio che comunque è diverso da quello degli altri paesi d'Europa. Nonostante questo, la percentuale, 7,65%, è quasi il doppio della media europea. Ma l'altra cosa significativa è che la velocità a cui noi stiamo consumando nuovo suolo è decisamente più alta della media europea. Se noi raffrontiamo l'incremento medio annuo in relazione alla superficie territoriale, in modo da rendere confrontabili ovviamente paesi piccoli rispetto a paesi grandi, vediamo che l'Italia, gli ultimi dati europei, che sono un po' più
vecchiotti rispetto ai dati nazionali, è al terzo posto e in questo caso però i primi due posti sono presi da Liechtenstein e Cipro. Quindi, come vedete, ha una velocità che è decisamente superiore a quella di molti altri paesi, tra cui ad esempio la Germania. La Germania ha un livello di cementificazione, diciamo così, quindi una percentuale di suolo consumato che è circa pari a quello italiano, però la velocità, nonostante uno sviluppo economico tedesco che sicuramente non è confrontabile con quello italiano, che è decisamente più basso. E tutto questo ovviamente comporta dei problemi, anche perché la scarsa attenzione alle caratteristiche del suolo ha fatto sì che storicamente nel nostro paese abbiamo situazioni di questo tipo. Cioè abbiamo che la famosa fascia costiera di cui parlavo prima è per un quarto, entro i 300 metri dalla costa, artificializzata, un quarto della superficie. Abbiamo che quasi il 12% del consumo di suolo ricade in zone a pericolosità idraulica o in zone classificate a pericolosità da frane. Abbiamo la fascia entro i 150 metri dai corpi idrici che è consumata allo stesso livello del resto del territorio, quindi come se non ci fosse attenzione particolare, non c'è stata attenzione particolare rispetto a situazioni di questo tipo. E le conseguenze sono evidenti. Queste sono conseguenze di un processo storico, ovviamente, che è andato a concentrare nel corso degli anni lì la situazione. Ma se noi ci soffermiamo su quello che è successo nell'ultimo anno e vediamo in termini di densità delle trasformazioni, cioè quanti metri quadrati ogni ettaro sono stati consumati nell'ultimo anno, vediamo che però non è che l'esperienza ci abbia insegnato tanto, perché la densità, ad esempio, della trasformazione all'interno della fascia costiera o nelle zone a pericolosità idraulica è superiore a quello che avviene nel resto del paese. Quindi evidentemente c'è qualcosa che non torna, anche perché lì dentro non è che si facciano soltanto cose che non creino nuovo rischio, ma ad esempio c'è una buona parte di questo consumo di suolo che è destinato ai edifici. E quindi, ad esempio, zone a pericolosità da frana, ci sono 318 ettari di suolo artificiale nuovo in un anno nelle zone a pericolosità da frana, il 12% sono addirittura di edifici. Ora, le situazioni andrebbero verificate, purtroppo manca un'operazione di controllo sul territorio. Probabilmente una parte di questi edifici, una buona, una piccola, una grande, non lo so, potrebbe non essere legale, potrebbe essere legato a fenomeni di abusivismo che sappiamo bene essere molto presenti, in particolare in alcune zone del nostro paese, o potrebbe essere invece assolutamente legittimato da strumenti urbanistici che magari hanno tenuto poco in considerazione questi aspetti. Questi dati, che noi produciamo da qualche anno, sono liberamente accessibili a tutti. Mi è stato segnalato, lo racconto senza fare nomi e cognomi, senza neanche localizzarlo nello spazio, che grazie ai nostri dati hanno scoperto, in una parte del territorio nazionale, delle attività di estrazione abusiva, di attività estrattiva abusiva, che le amministrazioni locali non conoscevano. Hanno visto i nostri dati, hanno detto: ma come? Io lì sono sicuro che non è stato costruito niente, perché come mai che ISPRA e le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente ci dicono che in questo luogo c'è un elevato consumo di suolo? Sono andati a vedere, hanno trovato delle attività estrattive abusive. Quindi questa è una piccola soddisfazione, se volete, che ci fa capire come forse il nostro lavoro a qualcosa serva. In realtà però è l'unico caso che mi è capitato di sentire, poi magari ce ne sono altri. I nostri dati però purtroppo sono poco utilizzati, anche perché spesso non si ritiene utile che qualcun altro faccia un'attività di controllo, di monitoraggio, no? E quindi anche l'attività di monitoraggio delle agenzie regionali sul territorio è spesso molto ostacolata e osteggiata, no? Da questo punto di vista. Però i dati sono lì a disposizione di tutti, chiunque può guardarli e può verificare. Io adesso cercherò però invece di tirare fuori qualche ragionamento, anche appoggiandomi sui discorsi fatti in precedenza. Ad esempio sul ruolo delle amministrazioni comunali e della tipologia delle amministrazioni comunali sul territorio. Quindi già prima si diceva il ruolo dei piccoli comuni.
I piccoli comuni, quelli sotto i 5.000 abitanti, e i comuni comunque medio-piccoli, quindi diciamo tra i 10.000, tra i 5.000 e i 20.000 abitanti, sono quelli che complessivamente consumano la gran parte del suolo in Italia. E qui vedete il contributo che le varie categorie di comuni hanno dato nell'ultimo anno all'incremento del consumo di suolo. È chiaro che se poi le andiamo a prendere in termini di densità, invece il consumo di suolo si addensa nelle aree più densamente abitate e quindi qui il ruolo dei grandi comuni invece è più significativo. Quello che però è importante, lo anticipava già Paolo Pileri prima, è capire l'efficienza, tra virgolette, dei comuni nel momento in cui devono insediare nuovi abitanti e quindi l'utilizzo dell'indicatore del consumo marginale di suolo. Qui vi posso confermare, anche con i dati aggiornati all'ultimo anno, il ragionamento che ha fatto Paolo Pileri prima è stato confermato anche con i dati dell'ultimo anno, ovvero che il consumo marginale di suolo è sempre più elevato nei comuni piccoli e medio-piccoli rispetto a quelli più di dimensione maggiore. E questo è un indicatore che è stato anche in parte ripreso ed è utilizzato, sarà utilizzato, con qualche differenza metodologica di calcolo, ma insomma il principio è lo stesso, da quelli che sono gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Le Nazioni Unite hanno definito la cosiddetta Agenda 2030-2030 con 17 obiettivi di sviluppo sostenibile e una serie di indicatori che servono per misurare quanto ci stiamo avvicinando o allontanando verso uno sviluppo più sostenibile. Tra questi indicatori ce n'è uno che mette in relazione l'andamento demografico con l'andamento del consumo di suolo. E l'Italia ha aderito a questi, come tutte le nazioni che aderiscono alle Nazioni Unite, a questi obiettivi, accettando anche un monitoraggio da parte delle Nazioni Unite e quindi cercando di valutare come rispetto a questi obiettivi ci stiamo muovendo. L'obiettivo che ci chiedono, che abbiamo accettato noi come Paese di perseguire, di raggiungere con l'adesione a questa agenda, è quello che entro il 2030 ci sia un adeguamento della crescita del consumo di suolo rispetto alla crescita demografica. Questo vuol dire che in un paese a crescita demografica praticamente nulla come il nostro, noi dovremo arrivare entro il 2030, questo l'abbiamo accettato, abbiamo aderito come paese, poi insomma magari qualcuno non se ne è reso conto, entro il 2030 ad azzerare di fatto il consumo di suolo. C'è un altro obiettivo europeo, questa volta non delle Nazioni Unite, che dice che comunque entro il 2050 noi dobbiamo arrivare ad azzerare il consumo di suolo e che entro il 2020, quindi domani, noi dobbiamo mettere in atto politiche atte a contenere rapidamente, progressivamente, questo consumo di suolo per arrivare all'azzeramento. E quindi evidentemente è un problema che quantomeno a livello comunitario e globale è fortemente sentito. E noi sicuramente siamo in ritardo. Anche perché il consumo di suolo è un qualcosa che, abbiamo capito bene, fa perdere suolo fertile, in gran parte suolo che era precedentemente utilizzato ai fini produttivi agricoli. E quindi i 3/4 del suolo consumato, quasi 3/4, erano aree agricole utilizzate. Chiaramente il nostro territorio non è soltanto suolo artificiale, anzi noi abbiamo ancora quasi la metà del territorio che è agricolo, no? Abbiamo una buona parte di territorio che è coperto da boschi, anzi i boschi continuano a crescere, ma dove continuano a crescere? Nelle aree marginali, nelle aree interne, nelle aree montane. Quindi in qualche modo il territorio si sta un po' polarizzando, no? La zona di pianura dove di fatto avanza il consumo di suolo, l'agricoltura tenta di resistere e dove tende a intensificare e sfruttare ancora di più, spesso in maniera poco sostenibile per il suolo stesso, il territorio, e invece le zone marginali, le zone altocollinari, le zone montane, dove invece spesso l'agricoltura viene abbandonata, ed è un processo che non è di oggi, ma è iniziato sicuramente dal secondo dopoguerra ad oggi, e cresce il bosco. E quindi è importante capire anche questa copertura arborea, come si distribuisce.
che è la copertura più importante dal punto di vista dell'equilibrio ecosistemico, della funzionalità dell'ecosistema. E quindi noi abbiamo effettivamente delle situazioni dove la gran parte del territorio è coperto da alberi, e quindi qui ho citato i due casi più evidenti in Italia, cioè il comune dove il 98,34% della superficie è coperto da alberi e il comune dove lo 0,01% del territorio è coperto da alberi. Evidentemente quindi c'è un po' una disproporzione, no, tra queste due situazioni che è difficile compensare. Non è che chi abita a Buriasco, ah che bello, cioè, tanto gli alberi ce li ho a Quarna sopra, quindi va bene, no? Non è la stessa cosa. Gli alberi servono probabilmente molto di più dove vive la gran parte delle persone, ovvero nelle città, nelle pianure, e dove invece queste coperture fondamentali per il nostro suolo, per il nostro vivere stesso, qualità della vita, sono invece sempre più scarse. Anche perché anche in questo caso l'evoluzione del territorio è particolare, no? Lo accennavo prima, le superfici agricole si riducono da un lato perché aumenta il consumo di suolo a scapito delle superfici agricoli e percentualmente l'aumento del consumo di suolo è l'elemento più significativo, ma dall'altro si riducono perché vengono progressivamente abbandonate e c'è un processo di ricolonizzazione non sempre positiva del bosco. Il consumo di suolo agisce in questo sistema in maniera significativamente diversa tra i vari ambiti, ovvero vediamo che le aree artificiali che crescono dovunque, quindi sia negli ambiti urbani che negli ambiti agricoli che nell'ambito naturale, quindi in termini percentuali la crescita c'è dovunque, però vediamo che le aree non artificiali in ambito urbano tendono a diminuire in maniera significativa, ovvero tendiamo a saturare queste superfici residue, queste aree aperte, queste aree di verde urbano. E il grosso però avviene ancora una volta come perdita di aree artificiali all'interno di un tessuto, di un ambito agricolo, che quindi non diventa un ambito urbano, ma diventa comunque, rimane un ambito agricolo, ma diventa comunque territorio che progressivamente viene impermeabilizzato e sigillato perdendo le sue funzioni. La situazione del Veneto è mostrata molto chiaramente da questa carta, dove si vede benissimo questa polarizzazione, no? Che c'è tra la parte di pianura e la parte invece pedemontana, collinare e poi ovviamente montana. Qui vedete in nero sono le aree urbanizzate, le aree consumate, le aree coperte direttamente di cemento e asfalto, in giallo fondamentalmente sono le aree agricole e poi con i vari colori del verde sono le aree invece più naturali e boscate. Si vede chiaramente quindi come il fenomeno stesso del consumo di suolo si concentri ancora una volta anche all'interno del territorio regionale, che ha una percentuale complessiva che sfiora il 13%, ricordate la media nazionale è il 7,65%, a livello regionale noi stiamo intorno al 13%, ma ancora una volta questo 13% in realtà si concentra molto in una parte del territorio, non su tutto il territorio, dove abbiamo delle percentuali in realtà molto più elevate, addirittura una buona parte di comuni che supera ampiamente il 30% del proprio territorio. E attenzione che quando parliamo di consumo di suolo, secondo questa azione, noi parliamo del suolo direttamente artificializzato, ma ovviamente l'impatto del consumo di suolo non si ferma dove finisce la costruzione, ma ha delle ripercussioni sul territorio limitrofo, circostante. E quindi è importante, e noi tentiamo di farlo, dando anche altri indicatori, calcolare quella che è l'area di impatto potenziale del consumo di suolo, ovvero considerare il consumo di suolo direttamente e le aree invece limitrofe alle superfici artificializzate, che in qualche modo risentono dell'impatto negativo delle superfici artificiali. E addirittura quest'area di impatto, quindi un'area che è direttamente o indirettamente impattata dal consumo di suolo, nel Veneto raggiunge il 62,35% del territorio. Eccolo qua, questo numeretto magico. Quindi questo ci fa capire come in realtà la situazione sia tutt'altro che tranquilla, no? Uno potrebbe dire, sì, allora se il 13% del territorio è artificiale vuol dire che l'87% non è artificiale. In realtà di questo 87% una
gran parte è comunque degradato e impattato. E infatti, per tornare a quello che ci chiedono ancora una volta le Nazioni Unite, c'è un altro indicatore che viene utilizzato, il cui obiettivo è quello di misurare l'andamento del degrado del territorio e del suolo, che ci chiede di raggiungere, sempre entro il 2030, uno stato di 0 degrado del suolo, dove con degrado non si intende soltanto il consumo di suolo, ma tanti altri fattori di trasformazione, di minaccia, di degrado del suolo stesso. Tutto questo ce lo ricordava anche Paolo prima, ha degli impatti e non è soltanto la ricerca che ha studiato queste cose, ma la stessa Commissione europea ci segnala l'importanza di valutare quelli che sono i costi nascosti dell'impermeabilizzazione del suolo. E questo quindi che vi faccio vedere è proprio la copertina, questa è la copertina di un libretto che è edito dalla Commissione stessa, che ci ricorda che quando noi aumentiamo l'impermeabilizzazione del suolo, non soltanto perdiamo una risorsa ambientale non rinnovabile alla base della nostra vita, della nostra esistenza, dei processi ambientali, economici e produttivi, ma abbiamo dei costi che non consideriamo e che quindi normalmente sono nascosti agli occhi di tutti. Prima di tutto, chiaramente, la incapacità di quel suolo di produrre cibo. Ma poi l'incapacità di quel suolo di regolare il ciclo idrologico e quindi di rallentare e di far infiltrare l'acqua, di trattenere l'acqua durante gli eventi meteorici che si vanno tra l'altro intensificando e quindi una funzione di spugna fondamentale per rallentare questo ruscellamento superficiale. E pensate che soltanto a causa del consumo di suolo degli ultimi 5 anni noi abbiamo stimato in 200 milioni di metri cubi l'anno l'incremento di questo ruscellamento superficiale. Questo ovviamente ha dei costi economici. Paolo faceva vedere prima la stima fatta a Berlino, che noi tutti ci troviamo a pagare, direttamente o indirettamente. Ma per chi vive in città sa bene come in realtà l'assenza di superfici naturali e la presenza di superfici artificiali aumenti in maniera significativa la temperatura delle aree urbane. Spesso nelle città ci stanno anche 2-3 gradi in più nel periodo estivo rispetto alla campagna. Okay? Bene, abbiamo provato a misurarlo e abbiamo valutato che ogni 20 ettari su chilometro quadrato, quindi l'aumento della densità della superficie artificiale sul nostro territorio, produce ogni 20 ettari 0,6 gradi dell'aumento della temperatura estiva in più, in media, sul nostro territorio. E questo è un effetto che nessuno conteggia, però poi quando d'estate ci dicono ma adesso l'elettricità non basta più, sono aumentati i consumi energetici estivi, una volta si consumava energia d'inverno, adesso si consuma energia d'estate, sia perché abbiamo necessità di condizionare, ormai non ci muoviamo più senza condizionatore, anche ci portiamo pure quello dietro portatile, ma anche perché effettivamente nei luoghi dove vive la gran parte della popolazione la temperatura è cresciuta molto di più che non nel resto. Si parla di riscaldamento globale, la temperatura cresce, siamo tutti d'accordo, ma nelle città l'effetto si moltiplica ulteriormente a causa di cambiamenti non globali ma locali, cioè di quanto stiamo costruendo qui intorno. E poi il suolo, tra le altre, ha una funzione, lo ricordava Paolo, ancora una volta, di stoccare carbonio. Quando noi perdiamo questo suolo, perdiamo la sua capacità di stoccare carbonio. Negli ultimi 5 anni abbiamo perso 1,5 milioni di tonnellate di carbonio che erano contenute nel suolo. Questo per dare un'idea, perché così magari questi numeri rendono poco, è come se nel nostro paese circolasse 1 milione di auto in più o meno, in termini di emissioni equivalenti di CO2. Ovviamente il consumo di suolo impatta sugli ecosistemi naturali, sulla qualità degli habitat, sulla frammentazione delle aree necessarie a supportare la biodiversità e abbiamo provato anche a fare una quantificazione economica di questo e le nostre stime
cautelative e prudenziali, perché non siamo riusciti, è un lavoro abbastanza diciamo di frontiera, innovativo dal punto di vista scientifico, non ci sono molti esempi di stime di questo tipo a livello anche globale. Abbiamo valutato in 2 miliardi di euro l'anno i costi dovuti alla perdita dei servizi ecosistemici a causa delle trasformazioni degli ultimi 5 anni, quindi non i costi che noi ci troviamo a pagare per le superfici artificiali, ma soltanto delle nuove superfici artificiali degli ultimi 5 anni. Quindi una tassa che in qualche modo si somma a tutte quelle che noi anno dopo anno continueremo a pagare per sempre, perché di fatto il consumo di suolo, ce lo ricordava Paolo, è per sempre, come un diamante. A questo poi dobbiamo sommare anche quello che non è compreso nella perdita dei servizi ecosistemici, che è la perdita di capitale naturale, che è stimata in un altro miliardo circa. E quindi sicuramente dobbiamo fare qualcosa, e probabilmente dobbiamo fare qualcosa urgentemente, anche perché se noi aspettassimo il 2050, che è l'anno in cui la Commissione europea ci chiede di arrestare il consumo di suolo, potremmo arrivare, secondo diversi scenari, cioè a velocità diverse, se dovesse ripartire la velocità di trasformazione e tornare ai livelli, diciamo, pre-crisi economica, che comunque hanno rallentato in maniera significativa i processi di trasformazione del territorio, hanno toccato pesantemente il mondo delle costruzioni, soprattutto in alcune parti del territorio. Se dovessimo tornare a quelle velocità, noi rischiamo di consumare ulteriori 8.000 km² del territorio. Quindi nei prossimi 30 anni rischiamo di coprire un terzo di quello che noi abbiamo costruito da sempre in Italia. Un ulteriore terzo, perché vi ricordate abbiamo adesso circa 23.000 km² artificiali, compreso il Colosseo e comprese le pietre che hanno messo gli antichi romani. Rischiamo soltanto in 30 anni, da qui al 2050, di coprirne un altro terzo. E quindi è evidente che è necessario fare qualcosa. Qui ho riportato con la curva blu lo scenario previsto dalla norma non approvata, discussa al Senato nella scorsa legislatura, quindi approvata alla Camera, rivista al Senato in maniera decisamente migliorativa, ma nonostante questo miglioramento, e nonostante il fatto che comunque la norma non c'è, comunque le previsioni più ottimistiche davano un aumento di ulteriori quasi 1.000 km² di suolo artificiale nel nostro paese, in una situazione che sicuramente invece, prima di consumare nuovo suolo, potrebbe ragionare su come riutilizzare tutto quel suolo in gran parte sottoutilizzato, sprecato, che abbiamo sparso nel nostro paese. Grazie. A questo indirizzo trovate tutti i dati, il report, potete scaricare tutto, sia il report testuale, sia i dati tabellari, sia per chi è in grado di lavorarci, dati cartografici, GIS, utilizzabili quindi tranquillamente per qualsiasi elaborazione.